La sera del 29 gennaio, nelle campagne attorno a Rosolini, in provincia di Siracusa, un uomo di circa 40 anni è stato gravemente ferito al capo da un colpo di fucile sparato quasi a bruciapelo. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Noto hanno raccolto ogni elemento di prova disponibile sul luogo del ferimento e hanno sentito la vittima e un testimone oculare. Entrambi in un primo momento hanno fornito una comune ricostruzione dei fatti che però collideva con le prime risultanze investigative, in particolare con le tracce rinvenute sul luogo del delitto. La profonda conoscenza del territorio, delle dinamiche interpersonali locali e le risultanze delle attività tecniche disposte dall'autorità giudiziaria hanno però permesso ai carabinieri di Noto di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un tunisino e un cittadino di Rosolini, entrambi pregiudicati e quindi conosciuti a quest'arma. I due uomini sono stati rintracciati dai militari, rispettivamente il tunisino nelle campagne di Bronte in provincia di Catania, mentre il secondo viene rintracciato proprio nel comune di Rosolini. Entrambi sono stati posti in stato di fermo su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, dottor Grillo, e durante l'operazione di requisizione è stata anche rinvenuta occultata in un anfratto del terreno l'arma utilizzata per il delitto e il relativo munizionamento.